ritrovati per questa nuova puntata della nostra rubrica Le Ciacole, rubrica di chiacchiere, curiosità e variabilità. Puntatona oggi perché parleremo di arte, di creatività, di glamour e di fotografia con Renzo Daneluzzi in Arte e per tutti, Renzo Profili. Buonasera Renzo. Buonasera a voi, buonasera a tutti, eccomi qua. Renzo è conosciuto per la sua carriera professionale decennale, pluridecennale e perché è considerato nel nostro territorio il ritrattista per antonomasia, il fotografo glamour. E diciamo che penso che nella tua carriera hai affrontato altri argomenti, no? Però come mai hai deciso poi a un certo punto di specializzarti nel ritratto? Cosa ti dà il ritratto che magari non ti dà un altro tipo di fotografia? Diciamo che, lo dico io, però me lo dicono anche in tanti, che forse è la cosa che mi riesce meglio, anche perché ci mettiamo la passione, no? Siamo io e mia figlia, io scatto e poi lei elabora, cura le immagini, no? E quindi ci mettiamo molto del nostro, non è un scatto banale fatto così, è molto di più, insomma. Infatti, realizzare un ritratto significa anche interpretare una persona, no? Certo. E fare di tutto anche attraverso la luce. D'altronde la fotografia non è solo fare click, è anche utilizzare la luce per valorizzare certi pregi e magari nascondere difetti, spigolature o cose di questo tipo. E quindi diciamo, cos'è che vedi nel ritratto a livello proprio creativo, quasi filosofico, che ti affascina? Diciamo che quando fai un ritratto innanzitutto devi tirar fuori anche l'anima della persona, perché se no una foto è vuota, no? E tu ti accorgi poi quando sono le foto che non dicono niente e le foto che dicono tanto, cioè che ti emozionano, no? Quindi anche fotografare, fare un bel ritratto sembra facile, però non è così, guarda. No, infatti, immagino. È anche una questione, come dicevo, è un lavoro d'equipe, no? Certo, perché insieme al fotografo c'è uno staff fatto dal tecnico, dal direttore della fotografia. Nel caso tuo sei tu stesso, tu medesimo. Però poi c'è il truccatore, nel caso di fotografia glamour c'è chi si dedica anche alle acconciature, quindi è un lavoro d'equipe. Tu hai lavorato molto in quella che è la capitale dell'editoria della fotografia del glamour, che è Milano. Però poi sei tornato a casa, sei tornato a Pordenone e ti sei affermato qui. Sei anche tu l'esempio di un professionista che è riuscito ad affermarsi stando qui in una zona che per molti è una zona periferica, per l'amor di Dio lo è, però tu sei la riprova che chi ha talento, abilità, determinazione in qualche modo riesce a sfondare nel proprio settore anche stando qui. Diciamo che noi a Pordenone stiamo bene, siamo amati anche dalle persone di Pordenone e ce lo dimostrano tutti i giorni, no? Pordenone è una città piccola, per carità, però per me vale molto di più di altre città in cui abbiamo lavorato. Pordenone, poi la gente è calorosa, la gente ti vuole bene. Noi abbiamo delle persone che spesso e volentieri ci portano la bottiglia del vino, la borsa della verdura, solo per avergli fatto una bella foto, averli contentati in questo modo, insomma. Quindi vedi, Pordenone a noi ci ha dato tanto e siamo felici di essere a Pordenone. Spero di finire la mia carriera a Pordenone, insomma. Che sarà ancora lunga, insomma. Sarà ancora lunga, sì. Almeno per come sono fatto io, non sono uno che molla facilmente. No, infatti, anche perché insomma è difficile. Tu mi conosci da una vita e più o meno conosci i miei percorsi, insomma. Ma insomma, un artista, un creativo continua a lavorare, anche perché si fa fatica, penso, a dividere drasticamente la vita privata con il lavoro, perché il lavoro stesso è la propria vita. Certo, il lavoro ti coinvolge tantissimo. Poi ti dirò un'altra cosa, i più grandi fotografi adesso che curano la moda, che scattano per le riviste importanti, sono tutti fotografi grandi. I fotografi giovani ancora non sono arrivati lì, no? Mentre se tu vai a vedere le varie riviste, i nomi dei fotografi sono tutta gente adulta, gente grande, guarda, sì.
E quindi vuol dire che l'esperienza, Conta. la vita che hai Certo. fatto conta tantissimo, guarda. Diciamo tra i fotografi più affermati, l'età media, quale potrebbe essere? Ma adesso sono sui 60-70 anni quelli che vanno ancora per la maggiore, guarda, ma quelli bravi, mentre i giovani sono bravetti, bravini, però usano tanto il digitale, quindi sono bravi in digitale a trasformare le immagini, però sotto magari l'immagine non è un granché, quindi il digitale li aiuta tantissimo. Ti aiuta perché in post-produzione puoi fare puoi usare dei trucchi, dei magheggi che una volta non potevi fare. Sì. Poi con l'intelligenza artificiale adesso veramente Ale. tiri fuori di tutto e di più, no? Mentre i grandi fotografi non usano Photoshop, non usano certi trucchetti. Ma in effetti qualcuno dice che con l'avvento del digitale, delle macchine digitali, anche un asino adesso potrebbe, tra virgolette, anche un asino potrebbe scattare una foto che poi con un filtro qualsiasi che ormai abbiamo a disposizione anche nei nostri telefoni, puoi rendere una foto mediocre un quasi capolavoro. Sì, ma questo è vero e tu, non so, andando a sfogliare i social tu vedi queste fotografie che in realtà ti sembrano bellissime perché c'è un filtro di qua, un filtro di là, però se dopo vai a scavare, vai a vedere com'era questa foto, rimani anche un po' male, deluso. Insomma, sì, però sai, l'effetto di qua, l'effetto di là, poi i ragazzi sono anche bravi in queste cose, no? Sanno dove andare a agire, no? Sì, però io credo che la missione, il compito della fotografia non sia quello di distorcere o di mistificare la realtà, bensì eventualmente di dargli un tocco di personalità, di interpretazione personale, ma senza distorcere la realtà. Certo, io vedo ad esempio i grandi stilisti, cominciando da Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, le loro foto sono pulite, belle, in bianco e nero, colori, però non ha niente che distoglie da quella che è la vera foto, insomma. Esatto. Quindi io sono più portato a fare quel percorso, fare delle foto sì anche classiche, però che durano nel tempo. Io sto pubblicando, ogni tanto pubblico delle foto fatte 30 anni fa e sembrano ancora attuali, non sono invecchiate, non sono fuori moda, sono attualissime, guarda. Diciamo che noi abbiamo iniziato, e questo dimostra anche che meno male non siamo più dei ragazzini, abbiamo iniziato con, io in maniera amatoriale, tu in maniera professionale, sì. Ma i nostri esordi sono stati con le macchine analogiche, certo, no? Certo. E questa forse è stata una scuola, una palestra importante, soprattutto per chi poi come te ha fatto questo lavoro professionalmente. Con l'analogico non era facile scattare, con l'analogico dovevi innanzitutto comprare i rullini, stampare i provini e quindi avevi una spesa continua, no? Però l'analogico ti insegnava veramente il tuo lavoro, no? Chi era bravo con l'analogico ne veniva fuori. Anche perché la singola foto andava preparata, certo. Andavano preparate le luci, la postura, sì. E tutto quanto, non potevi improvvisare anche perché ogni scatto aveva un costo. Certo, quella volta sistemando le luci in certo modo i difetti venivano tolti, adesso li tolgono con Photoshop. Tra le migliaia che hai fatto, che ti rende particolarmente orgoglioso perché magari è il ritratto di un personaggio che ti sta particolarmente a cuore o perché la foto tecnicamente è venuta particolarmente bene? Ti dirò una foto bellissima che io amo ed è una foto fatta da un artista di San Vito, Tony Zuccheri, non so se lo conosci, lui era un grosso artista e di lui è una foto che per me è eccezionale, guarda, no? Perché lui era veramente il personaggio che ti dava tutto, no? Tu lo mettevi lì, non serviva a dirgli fai questo, fai quello, lui ti creava 50.000 pose e tu scattavi, un vero modello. E la foto che non hai ancora realizzato e che magari sogni di notte un giorno di poter realizzare? No, vorrei fotografare, ma so che sarà impossibile, il nostro Papa, guarda, volevo fotografare Francesco e poi purtroppo non è stato possibile, no? Spero un giorno, ma sarà sicuramente difficile, di poter fotografare questo Papa, guarda.
Comunque perché una secondo te- richiesta io l'ho fatta, guarda. Perché ha un viso che Perché- ti ispira? Possiamo dire quel che vogliamo, però i papi comunque sono sempre dei personaggi Certo. molto importanti. Non ne ho mai. Solennità. Se è sempre un personaggio che ti affascina, che ti crea interesse, guarda. Dopo un altro bel ritratto che ho fatto, che dimenticavo, del nostro vescovo qua di Pordenone. A lui gli ho fatto dei ritratti bellissimi, guarda, sì, che attualmente li sta usando per i libri, per le pubblicazioni, per le cose che fa, insomma, ecco. Tra parentesi, ad ogni tornata elettorale, davanti alla porta dello studio di Renzo c'è la fila di politici che vengono a farsi il santino, no? Per le elezioni. E anche lo scorso aprile per le comunali di Pordenone è stato così. Adesso volevo chiederti, ne parlavamo anche nel fuori onda, volevo chiederti così qualche curiosità relativa ai nostri politici e amministratori. Per esempio, quale secondo te, tra i tanti che sono venuti a farsi il ritratto da te, ti è sembrato il più fotogenico? Dunque, secondo me uno dei più fotogenici è Luca Ciriani. Gli ho fatto un sacco di foto e lui il risultato è sempre eccezionale. Poi un altro buon soggetto è Lopez. Sarà per la sua barba, sarà per il suo modo di essere, lui riesce sempre bene, guarda, no? Dopo ti dico, ultimamente ho fatto delle foto bellissime alla Donatella Bianchettin, Ecco, sì, salutiamo, che salutiamo, che lei una persona eccezionale, anche lei, Anche guarda, lei, guarda, sono riuscito a fargli delle bellissime foto, guarda. E poi tantissimi di Pordenone, perché veramente Pordenone ci dà tanto, guarda, sì, noi facciamo un sacco di servizi, un sacco di belle cose. Non so se ti ricordi, l'anno scorso abbiamo fatto una mostra che ci ha chiesto l'assessore Cucci, che era sì, che tu eri uno dei protagonisti. Sì, tra l'altro credo con questa giacca. Con questa giacca. Era una mostra che voleva testimoniare qualcosa sul tema della violenza contro le donne. E lì abbiamo fotografato 32 uomini, sì, tutta gente, non voglio dire importante, però conosciuta di Pordenone, cominciando dal questore, il prefetto, giornalisti, scrittori, tu stesso, insomma. E abbiamo fatto questa mostra che è stata esposta qua sopra, in biblioteca, negli ambienti della biblioteca, sì, che ha avuto un successo incredibile, guarda, veramente. Abbiamo avuto una marea di gente, la stessa direttrice qua si è complimentata perché ha detto non abbiamo mai visto questa affluenza, insomma. Senti, tornando ai politici. Mentre, scusa, volevo dirti, l'anno prima abbiamo fatto la stessa cosa però con 30 donne. Sempre, e l'abbiamo esposta all'Hotel Santin. Stesse finalità, sì. Tornando ai politici, il più vanitoso? Qua mi fai una domanda difficile, però non dico il nome, però ce ne sono 3-4, guarda, che ci tenevano, sono venuti via con la giacca giusta, con la cravatta giusta, 3 cambi d'abito, sì, 3-4 ce ne sono, guarda. E il più il più pignoletto, diciamo? Ma su questo diciamo che siamo stati fortunati perché nessuno si è lamentato, almeno nessuno ci ha detto quella foto non mi va bene, più o meno abbiamo accontentato tutti, sai. Senti, in conclusione, dal punto di vista professionale, artistico, il tuo sogno nel cassetto non ancora realizzato, a parte il ritratto, magari una mostra, una personale di Renzo Profili, proprio a Pordenone, ancora manca. Vabbè che nessuno è profeta in patria, però sarebbe anche ora. Sai, chiaramente non spetta a te, però penso che a te farebbe piacere una personale. Sì, a me farebbe piacere, però vedo che magari non siamo ancora considerati tali per fare una mostra di questo genere, mentre in altre parti lo siamo stati. Esatto, sì. A riconferma di quello che dicevo prima. Sì. Ma la mostra, la tua mostra personale comprendeva, a parte i ritratti, cosa? A parte il ritratto, cosa ti piace fotografare? Guarda, il ritratto e poi poche altre cose, sono sincero, guardano, perché nel ritratto do tanto, quindi mi
mi sento coinvolto al 100%, no? E quindi è la cosa che mi soddisfa di più. Poi ogni tanto faccio qualche paesaggio, fotografo sempre Pordenone, no? Giro col cellulare, faccio delle foto, non so se hai mai visto, Certo. ho una pagina che ha un successo incredibile. Pordenone Vintage, Sì, tra l'altro, sì. che ha un sacco di follower. Sì. Ecco, chiudiamo con un consiglio a chi ci segue: i 3 segreti per realizzare, che sia con una macchina fotografica, che sia con un cellulare, per realizzare un ritratto che sia il più possibile un capolavoro. Diciamo innanzitutto la luce. Quindi diceva un mio collega famoso, la luce di Dio è la migliore, no? Quindi il sole, la penombra, l'ombra, anche la notte se vogliamo, no? La luce naturale, perché non tutti possono avere uno studio, un posto dove andare a fare delle foto. Quindi luce naturale, una bella modella che non guasta, e poi curare molto magari l'aspetto del look, che l'abbigliamento è importante per la resa di una buona foto, anche se non sembra, però magari una cosa colorata, una cosa vivace, una cosa vistosa fa la differenza, no? E dei selfie cosa diciamo? Selfie. Sono condannabili, da condannare, o possiamo anche tollerarli? Io te lo giuro, non sono capace di fare uno selfie, non me ne sono mai fatto uno, quindi non mi piace, guarda. Poi perché io vedo anche, ho un sacco di ragazzine che mi scrivono che vogliono fare dei servizi fotografici. Tu vedi la sua foto sul suo profilo Instagram, bellissime, poi cavolo, ci la vedi dal vivo, non è quello che vedevi. Lo stesso discorso che sì, filtri a non finire, quindi adesso siamo nell'epoca dei filtri. Dei filtri, sì, adesso sì. anche dell'intelligenza artificiale che mistifica la realtà. Esatto. Quindi abbiamo perso un sacco di spontaneità, un sacco di naturalezza, no? Che non c'è più. Bene, in conclusione, se posso fare non un appello, se posso darvi un consiglio: se cercate un fotografo che possa realizzare un ritratto nel quale la vostra personalità possa uscire senza mistificazioni, ma in maniera pura, genuina e trasparente, Renzo Profili. Renzo Daneluzzi in Arte Profili. Grazie Renzo. Grazie a voi, grazie per Giorgio per l'amicizia e perché mi chiami sempre.